Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio. Questa è l'ultima parte del programma. Dopo 2 ore e mezza di diretta, questa è la terza ora, la terza mezz'ora, la sesta mezz'ora. Mamma mia! Mamma, come sto? Siamo tornati con il contest Io canto per, accanto a me Giuseppe Lavore. Ho fatto un po' di confusione. Buonasera, possiamo dire adesso. Buonasera a tutti. Siamo partiti col buon pomeriggio, esatto, siamo arrivati a buonasera. Buonasera. E poi accanto a noi abbiamo i nostri concorrenti, ma li ricordiamo con le schede, così li ricordiamo anche da casa, con il codice 01 Nicole, con il codice 02 Crifia, con il codice 03 Marco Soncina e con il codice 04 Aria. Ecco, da questo momento diamo lo stop al televoto, quindi quello che avete fatto fino adesso, chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci ho passato. Potresti anche suonarci, cioè, che noi la cantiamo subito. Che c'è rimasto mare e basta per me, vedi, lo vedi maestro? No, Come tocchi? No, non me la toccare, sennò poi... Ragazzi, intanto come siete stati in queste 2 ore? Avete visto l'albero, i nostri addobbi, affreschi, perché ci stiamo i Anche produttori. affreschi qua sono. Siete stati un po' in giro a visitare l'Ateneo? Sì. Io so che uno di voi ha fame, questo lo so. Crifia ha fame. Crifia, perché hai scelto questo nome? E cosa significa? Allora, perché io non lo so. Ecco, così impariamo una cosa. Allora, Lo sapevi? il mio nome in realtà è molto semplice. È stato scelto una mattina, mi sono svegliata dal letto, mi sono alzata, Oh, bella, ciao. ho guardato mio padre e ho detto: ma se io invece di chiamarmi Sofia mi chiamassi Crifia? Perché Crifia? Perché tu ti chiami Sofia con l'H? Col PH, sì. Ah, ok. Come Sofia Loren. Sofia col PH, come Sofia Loren. E allora, perché Crifia? Perché io ho preso le prime 3 lettere del mio cognome, Cristalli, prime 3 Cri, e ci ho aggiunto le ultime 4 del mio nome, Dai, PHIA, quindi è Crifia. una cosa semplice. Quindi è proprio un nome che mi rappresenta appieno. Quindi non ha un vero e proprio significato, significa il mio nome. Lo vedi, io pensavo, chissà, dico cosa significherà luce, sole, Diciamo che terra. quella mattina Crifia non aveva nulla da fare, allora ha detto Mi ora sono metti in messa lì, ho pasto detto, un vabbè, pochettino dai. il nome, il cognome e via. E Colgo facciamo... l'occasione di questo momento un po' goliardico, diciamo così, per ricordare a tutti quanti che questo è un contest, si vince qualcosa alla fine, però è soprattutto una vetrina televisiva dove i ragazzi si possono in qualche modo esprimere. Da 80 diventeranno 40, da 40 diventeranno 20 concorrenti, da 20 concorrenti diventeranno 12, poi 6, poi 3 e poi resterà uno che avrà una produzione discografica e un videoclip realizzato. Poi adesso mano a mano che andremo avanti racconteremo anche nello specifico, spiegheremo tutte le modalità, insomma, di come andrà a finire poi fino al 29 giugno. Tutti i sabati pomeriggio tu accendi e ci trovi. Sempre dalle 3 alle 18 su Cusano TV. E volevo spendere anche una parola sul tuo premio dedicato a tua sorella, che l'abbiamo già nominata qui alcune volte. Nasce questo premio perché tua sorella perde la vita molto giovane e tu, per mantenere il ricordo vivo di questa ragazza che amava cantare, hai istituito questo premio. Sono 11 anni. Esatto, sono Come 11 dicevamo anni, prima. diciamo che dalla disgrazia oggi è diventata una grande realtà, quindi per me questo è un grande onore e grazie ai cantanti che mi permettono ogni anno di portarla avanti e di trasmettere emozioni su quel palco in nome di mia sorella. Per me questa è la vera vittoria di questo progetto. Poi naturalmente negli anni si è cresciuti e abbiamo dato la possibilità anche ad artisti di emergere nel panorama nazionale. Io ringrazio tutto lo staff che sta dietro al premio, che è venuto pure qui, una parte dello staff e una parte ancora Angelo attiva. Martini, il Angelo maestro. Martini, Pamela Facciamogli Olivieri. un applauso perché Che saluto sempre, che sempre sono presente, carino che con sono noi. i miei pilastri, ormai stanno accanto, e Alex ormai ce l'hai sempre fisso qui, voglio Alex dire. Paravano, grazie sempre. Che mi segue sempre, e poi tutti i responsabili che lavorano dietro le quinte ma danno un grande contributo, sempre ricordo di mia sorella, quindi cosa da dire, grazie sempre a tutti e grazie anche a te Gio, che mi permetti sempre di parlarne, quindi l'hai fatto già prima. Qui sei a casa tua, lo sai, quando sempre. vuoi a disposizione. Questo ti ringrazio. Io volevo fare l'ultimo saluto, Sì, se mi permetti, vai. a un avvocato che tengo molto, perché
il premio parla anche del sociale, tu lo sai che mi occupo dell'autismo, e quest'anno abbiamo abbracciato un altro tema importante che non conoscevo, che è la sindrome di Angelman, che è la FAST, che è un'associazione dove è responsabile la Sicilia è l'avvocato Simona Romano, che saluto, che è una grande donna che si impegna per questa sindrome che purtroppo è presente in tutto il mondo. Quindi io saluto e do in bocca al lupo e una forza a tutti. E noi siamo con te. Passiamo ai nostri ragazzi, tra un po' arriverà il verdetto. E la cosa che mi incuriosisce spesso dei ragazzi, diciamo quando sono più o meno all'inizio, qualcuno di voi, come dicevamo prima, è un po' più avanti, qualcuno sta iniziando adesso, ce l'avete un piano B oppure pensate che questa sia la vostra carriera, appunto, non voglio piani B? Partiamo da Aria. Allora, io in realtà ho un piano B, che è biotecnologie. Ho intenzione l'anno prossimo di andare a Viterbo all'Università della Tuscia, perché io sono sempre stata appassionata di scienza, genetica, degli animali anche in generale, però appunto anche molto sulla musica, ecco. Quindi è un signor piano B. Sì. Che comunque ti ci dovrai dedicare molto, perché sì, comunque moltissimo. È un percorso di studi da affrontare. Infatti cercherò di trovare un giusto compromesso tra musica e studio universitario, perché così posso sia mandare avanti questo grande sogno che ho nel cassetto e sia avere comunque una eventuale certezza poi nel mondo lavorativo della biotecnologia. Voi non eravate presenti, ma prima con Massimo Bomba abbiamo fatto l'oroscopo a alcuni personaggi importanti e si diceva questo, appunto parlando mi sembra di due vergini, credo, sia di Sofia Loren, appunto avevamo parlato prima, che di Anastasia. Il successo si costruisce, poi ci può essere anche la botta di fortuna, però il successo, per essere tale, va costruito e tenuto nel tempo, va allenato come un muscolo, altrimenti... È giustissimo. Quindi contemporaneamente allo studio per il piano B, porti avanti anche lo studio per il piano A, esatto. Da qualcosa deve succedere. Per forza. Passiamo al nostro, l'unico maschietto in mezzo a tre donne. Beato tutto, fra le donne, va bene, insomma. sei stato bene? Benone, sempre così. Privilegiato. Esatto. Al contrario, sai, ci sono più maschi che femmine, invece oggi è capitato... Oggi è così, ma di solito mi capita spesso di essere l'unico in mezzo alle donne in questi casi qua. Sì, Dovremmo chiedere a Massimo Bomba, secondo che segno sei? Bilancia. Dobbiamo chiedere dopo a Massimo Bomba, secondo il segno, se c'è una concausa dovuta al segno. Non lo so. Tu piano B ce l'hai già? Lo prepari? Sì, allora... io ho iniziato a cantare che ero anche abbastanza piccolino. Infatti prima ce lo stavi raccontando e sì, ci stavi raccontando anche un po' di te, se ti va lo facciamo adesso. Certo, volentieri. E quando ho iniziato, diciamo, la vita un po' più adulta, mettiamola così, quindi dopo la maturità, ho frequentato un po' il conservatorio, poi ho sempre frequentato un po' di accademie in maniera abbastanza saltuaria per certe cose, però ho sempre avuto la fortuna dei miei genitori, che saluto, tra l'altro, se si può. Mi sembra giusto. Che mi hanno sempre detto, ed è una cosa che io prima invece non capivo, mi ribellavo a questa cosa perché non c'avevo voglia, ma mi hanno sempre detto: intanto lavori, cerchi di metterti da parte le tue cose, cerchi di comunque darci una mano anche tu. Quindi io bene o male ho sempre lavorato, attualmente faccio il magazziniere. Quindi lavori con i tuoi genitori? No, okay. I miei genitori... darci una mano nel senso... No, nel senso quando ero lì, certo, anche per pagare gli studi e così via. Infatti per esempio adesso sto cercando in tutti i modi di mantenermi a Roma, un po' per continuare gli studi, un po' anche per cercare magari qualche possibilità in più, insomma. Comunque Roma è molto più grande di Brescia, insomma opportunità ce ne sono molte di più. E quindi questo, alla fine il piano B è sempre quello di lavorare. Mal che vada, sto rivalutando tanto anche l'insegnamento del canto una volta raggiunto quello che è poi la conclusione del percorso. Quando uno riesce a fare quello, in qualche modo corona tutto. Alla fine sì, perché nell'hobby, tra virgolette, c'è anche proprio il lavoro e poi anche trasmettere ai giovani qualcosa in più del semplice docente che però non l'ha anche fatto, un po' l'allenatore calciatore. Esatto, l'unico mio problema su quel lato lì è che ho sempre visto l'insegnante come una persona carica di responsabilità. E il canto sappiamo che è uno strumento molto soggettivo, cioè hai a che fare comunque con il corpo di una persona, e tante volte io mi chiedo: ma io sta responsabilità la voglio? Cioè
ho il coraggio di Però prendermela. ti ci vedo bene, chiedo pure al nostro Alex, maestro, ma anche docente. Che è una bella aurea, però queste sono domande sane. Io farei un applauso solo per quello che ha detto. Queste sono domande sane. Vabbè, Farsi queste domande. Però Certo. basta. Un equilibrio a prescindere. certo, poi Però è semplice, basta affiancarsi a un bravo foniatra in accademia e tu hai risolto il problema, diciamo. è vero, però io da un Commerciante, esce lato fuori il lato commerciale. No, ma su questo è verissimo, però da un lato io c'ho sempre questa cosa qua, nel senso, tornando anche al discorso del sentirsi sbagliati, inadeguati, no? Tante volte capita la domanda, ma io ci sono lì, cioè ce la faccio ad arrivare, poi piano piano magari ci arrivi, Ce la farai, a ce la fatica farai ce la che si sei fa, in gamba. Però comunque sono domande che secondo me è giusto Bisogna porsi. farsi. Posso chiederti quanti anni hai? 26. 26. Invece Crifia, che ha giusto 10 anni meno a te, una bimba. Parlo così. Il piano B, giustamente tu dici, ma io non c'ho manco il piano A, ma da me che volete? No, io principalmente punto a questo, perché è un mio modo di esprimermi totale. Riesco a esprimermi del tutto così. Però io, se non dovessi riuscire, ho un altro modo di esprimermi attraverso il disegno. Io infatti disegno e mi piace Da meglio in tantissimo. peggio, insomma, diciamo, per vivere, no? Ma tu ti sei E dato io- il tempo, scherzando. perché io per esempio quando ero più giovane mi davo il tempo, una volta ho detto 22 anni, poi ho detto 25, poi ho detto vabbè ma forse Sì, ma fino a ancora non 35. lo sappiamo. Ma poi, e invece mano a mano che vado avanti mi do sempre Ma del tempo. io vado. No, ma a parte gli scherzi, ti sei data un tempo? No. No. Brava. Io un tempo non ce l'ho. Io Quindi se sei deve più succedere saggia. qualcosa succede, se non succede Bravissima. evidentemente non è destino. Bravo. E infatti il mio piano B è fare quello per cui sto studiando, quindi grafica pubblicitaria, grafica e quello. comunicazione. Ok. Dove infatti si disegna, si comunica con gli altri attraverso delle vetrine anche, no? Delle vetrine. Certo. È Beh. un mondo proprio che non c'entra niente con il canto, Certo. però è sempre un altro mio modo di esprimermi È e anche bello. quella è una cosa abbastanza soggettiva. Beh, l'arte, sai. Studi anche il 3D, visto che fai grafica, che lo troverai un lavoro ormai, no? Perché si fa tutto in 3D fra un po'. Eh sì. Quindi Sì, sei veramente lo zio. Vabbè, trova il suo lavoro, dai. Trova il suo lavoro. Ma poi guarda, ti presento mio cugino. Vedrai che qualche sistemazione la troviamo. Mi sembra molto, ti presento mio cugino. io dico sempre nella vita, io ancora non ho capito che cosa farò da grande, però è importante prima essere diventare positivi grande. nella vita. Quando uno è positivo in se stesso e crede in quello che fa e lo fai perché hai voglia di farlo, con passione già hai vinto, secondo me. Il piano B di Nicole. Io non ho un piano B, sono convinta che potrò fare la cantante perché ci metto la giusta deduzione che ci vuole tempo ovviamente per arrivare dove io voglio arrivare, però se si lavora duro E in noi silenzio- parleremo con chi di dovere, ci mancherebbe, se sei convinta bisogna farlo. Hai visto, lei è molto determinata in questo, brava, un grande applauso anche a lei perché bisogna essere così per andare avanti, è importante la determinazione in quello che si fa, brava. Vuoi fare una domanda ai ragazzi? Ma io non voglio fare No, perché domande, ho qua no? dentro, sapete, qua dentro, questo è il mio scrigno. Già i risultati tu lì? Certo, Ah, certo. quindi io non so niente, non so. Tu non sai niente perché non sei tenuto a sapere, Ah, ok. in realtà nemmeno io. Quindi Vabbè. mentre tu fai una domanda, che so che gliela volevi fare una domanda. Sì, ma più che domanda io studio. Ok, Vai. studiati. Sì. Allora, io più che una domanda voglio dare consigli a tutti. Fare musica oggi, non ve lo dico io, ma lo sapete, non è facile, non è semplice. Ci sono tanti artisti in giro e purtroppo quello che io dico, non seguiamo le mode, ma seguiamo noi stessi. Cioè, chi siamo noi, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo rappresentare in questo mondo musicale, quindi non ci facciamo influenzare, soltanto questo dico. Lei mi è sembrata molto determinante in quello che ha detto. Se sei così anche fra 10 anni ti faccio un grande applauso, va bene? Per il resto il livello è alto, quindi ho sentito anche belli inediti e il suo un po' più complicato, nel senso ha rischiato tanto perché è bello, è intenso ed è difficile anche da cantare. Ma quindi, con un inedito si rischia sempre un po', però sì, forse no, c'è anche l'inedito un po' più commerciale, ad in qualche esempio il modo- suo è più commerciale, è più semplice da esporre, capito? In lei ho visto invece una cantante già
con quel pezzo in un palco importante, nel senso dove tu rischi anche nell'esporre il brano, perché non è semplice, quindi dietro ci deve essere uno studio, questo intendevo dire. Poi a volte sai che c'è, parlo sempre da esperienza di cantante anch'io, magari hai quei 3 minuti ed è difficile, cosa porto? E magari ce l'hai, magari tutti e 4 hanno i stessi brani, dico per dire, di 4 generi bene o male diversi. Tu hai 3 minuti e in quei 3 minuti devi prenderne uno e alla fine ne prendi uno che in quel momento magari in quell'istante ti rappresenta, magari 3 ore dopo non ti rappresenta, magari uno di loro dirà però avrei potuto portare perché sono 3 minuti, ragazzi. Bravo, quello che abbiamo detto prima, infatti. Ecco perché il pubblico ha il potere decisionale su tutto, il pubblico deve andare a vedere gli spettacoli dal vivo, deve decidere, non si deve far convincere dal cartellone che vede o dal nome famoso. Il pubblico deve decidere, non mi stancherò mai di dire come fate a pagare un biglietto e poi andare al teatro o al cinema col cellulare in mano, oppure andare a vedere un nome solo perché è noto e poi volete la professionalità, cioè dovete scegliere voi. Bravo. E io concluderei con minchia, si può dire? Niente, non si può dire. Ok. No, allora io devo dare il responso perché dopo magari possiamo giusto commentarlo perché il tempo è volato oggi. Allora, con 217 voti al quarto posto Aria. La forbice è proprio vicina vicina. Al terzo posto con 234 voti Nicole. No, perché io sai, ho sempre paura di. Al secondo posto, con 312 voti, Crifia. Al primo posto, chissà chi è. E Marco Soncina, ovviamente, facciamogli un grande applauso. Ma con quanti voti? Mi è rimasto da dire quello, fatemelo dire. Con 402 voti. Voglio dire, siamo lì, dai, sono stati tutti molto molto bravi. Diciamo che tra il quarto e il terzo è vicinissimo, come tra terzo, quarto, terzo e secondo sono abbastanza vicini. Il primo si è scostato un po', però insomma complimenti e bravissimi a tutti e 4. Il terzo e il quarto posto tornano, le altre 2 possono partecipare volendo, riscrivete e fino a che abbiamo la possibilità di fare il girone di andata, c'è possibilità di invitarvi, noi siamo a completa disposizione vostra. Il terzo e il quarto ritornano? Hai detto? No. Primo e secondo. Primo e secondo, allora lo diciamo, il primo e il secondo, il terzo e il quarto se potranno avranno modo di farlo, esatto, perfetto. A posto. Maronna, oggi è la giornata. Parla più piano che nessuno sentirà. Un commentino facciamo parlare Nicole. Io sono contenta, ovviamente nella vita non sempre si può vincere, quindi infatti c'è un brano bellissimo, dice bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Vecchissimo, mamma mia, la vita vecchissimi, tengo in età, ognuno canta quello che può. Ho sentito ultimamente invece Aria un commentino. Complimenti però. Io in realtà sono felice delle conoscenze che ho fatto in questa giornata. Che bella cosa. E sinceramente ho partecipato più per quello che per vincere effettivamente, perché l'esperienza è ciò che conta alla fine. Perché puoi condividere, no? Anche una trasmissione televisiva, vedere quello che accade dietro, gli altri, anche gli ospiti che ci sono stati. Siete capitati in una bella puntata importante, ricca, particolare, quindi uno conosce tante cose. Facciamo parlare alla numero 2. Ma io non me l'aspettavo. Cioè io ero partita un po' anticipata, ho detto. Tu diciamolo pure, tu non potevi, scusami, non potevi esserci oggi qua perché non ti sentivi bene. No, quindi io abbiamo rischiato fino a ieri dovuta. Sera di doverla sostituire perché invece sono miracolata. qui. E quindi ancora sto un attimo perché veramente non me l'aspettavo. C'è io sono venuta qui che c'avevo così. la febbre fino a ieri. La prossima volta chiamo Paradiso perché oggi ho portato Inferno. Assolutamente. Però sono contenta anch'io delle conoscenze che ho fatto. Perché... Sono contenta del mio traguardo.
perché è un traguardo. Beh, devi ringraziare comunque ringrazio chi mi ha votato, anche veramente loro due grazie. Ringraziare, cioè uno deve ringraziare 217 persone che ti hanno votato, che non sono poche, e tu devi ringraziare 234 persone che non sono poche. Tu invece devi ringraziare 312 persone che non sono Io veramente vi ringrazio, Scusatemi, con questi voti vi metti in serio. lista io, scusa. E tu devi ringraziare 402 persone, ma mossi due chi saranno? Mamma e papà. Sono quei due che mi preoccupano in effetti, perché Io non vedo più il countdown, quindi non so quanto tempo ci manca. Abbiamo 3 minuti, quindi devo ringraziare la regia, i cameraman. Grazie oggi in modo particolare a tutti, perché non c'è il nostro regista solito, ma c'è Lorenzo Fantini. Noi lo ringraziamo, grazie mille. Grazie Lorenzo. Grazie a tutti. Partiamo con Sabato Italiano. Ci vediamo sabato 23, sempre qui su Cusano Italia TV 122 del digitale terrestre. Vai con Sabato Italiano. Grazie Giuseppe. Grazie a te, Grazie, Gio. Alex. Puntata di sabato 23 sarà una puntata speciale, perché noi avremo né Ius Arte Libre nemmeno Pittori a Confronto, e dunque abbiamo preparato un pomeriggio salottiero, ecco, con tanti ospiti eccezionali. Adesso dovrebbe partire anche Sabato Italiano, però se non parte non fa niente, chiacchieriamo. Vai, a sabato! Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via, lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana, equilibristi in bilico sul fine settimana, e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore e dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario, ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare, in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è una variabile che ci porta via. Ma